nel veneziano gli agenti hanno arrestato 8 persone, sequestrato oltre 8 kg di droga e armi. La lotta al traffico di stupefacenti è la nostra priorità. Le parole del questore. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà di nuovo a Venezia, nell'isola di San Giorgio, il 17 giugno. Il Capo dello Stato prenderà parte ad un summit sull'intelligenza artificiale. Aprire una nuova fase di ricostruzione nella quale Andrea Martella sarà fondamentale. I partiti e le civiche del centro-sinistra veneziano si organizzano dopo la sconfitta alle elezioni e annunciano una fase di ricostruzione. Taglio del nastro oggi a Marcon per il nuovo polo civico alla presenza di centinaia di cittadini. Inaugurati la nuova piazza, il municipio ed il teatro Pavarotti, realizzati grazie ai fondi PNRR. Un weekend da bollino rosso che si è trasformato in bollino giallo per la scarsa incisività dei blocchi stradali in Austria. Restano però le file per andare in spiaggia. Parte il 6 giugno il progetto culturale Sulle rotte delle Malvasie senza confini, un itinerario che ripercorre la storia del vino simbolo della Serenissima attraverso un viaggio in barca a vela nel Mediterraneo. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano la maxi operazione della Polizia di Venezia contro la criminalità. Dalla laguna al litorale arrestate 8 persone, sequestrati 8 kg di droga assieme ad armi da taglio. 8 persone arrestate e oltre 8 kg di droga sequestrati. È il bilancio del Maxi Blitz della Polizia di Stato che ha attraversato l'intera provincia di Venezia, dal centro storico alle spiagge del litorale. I controlli, coordinati dalla squadra mobile di Venezia, hanno interessato il capoluogo, la terraferma e le località di Jesolo e Chioggia, portando all'identificazione di 244 persone, tra cui 22 minorenni. La lotta al traffico, allo spaccio di sostanze stupefacenti è tra le nostre priorità, anzi io la metto al primo posto perché a questi fenomeni criminali ne sono collegati tanti altri, perché alla droga sono collegati i furti, sono collegate le rapine, sono collegate le truffe e allo spaccio di sostanze stupefacenti è collegato in qualche modo anche quel senso di insicurezza e di degrado che viviamo nelle nostre città. Nello specifico, 3 cittadini tunisini sono stati arrestati per reati contro la persona e altre 5 persone, un senegalese, un albanese e 3 tunisini, sono state fermate in flagranza di reato per spaccio, rapine, furti, scippi e lesioni. Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno sequestrato 4 coltelli e oltre 8 kg di droga, prevalentemente cocaina, oltre a circa un etto di hashish e 60 grammi di marijuana. L'operazione si inserisce nel piano straordinario di controlli della Polizia di Stato che a livello nazionale ha portato oltre a 1300 arresti, al sequestro di circa 400 kg di sostanze stupefacenti, oltre a 111 armi da fuoco e 250 armi bianche. Si tratta di più operazioni fatte nell'ultimo periodo di tempo che hanno portato appunto a questi sequestri e a questi arresti. Posso dire appunto che abbiamo una squadra di investigatori, quella della squadra mobile, veramente molto attrezzata, che sta sul pezzo, ma anche l'attività di prevenzione, perché poi molte attività di sequestro e di arresto passano anche attraverso il pattugliamento del territorio, quindi è una giornata in cui bisogna fare i complimenti a tutti. Il Quirinale ha confermato che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà ospite nell'isola di San Giorgio Maggiore per prendere parte ad un summit con tante personalità di livello internazionale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà ancora una volta a Venezia mercoledì 17 giugno e sbarcherà nell'isola di San Giorgio Maggiore, blindatissima e ideale soluzione logistica per la sicurezza dei capi di Stato, isola che nei secoli scorsi ospitò anche un conclave per l'elezione di un romano pontefice. Mattarella sarà a Venezia insieme al re di Spagna Felipe IV e al presidente della Repubblica Portoghese José António Seguro. Facile immaginare l'importanza e la portata dell'evento anche dal punto di vista della sicurezza e dell'ordine pubblico. L'agenda del Quirinale ha però confermato in queste ore l'impegno del Capo dello Stato in Laguna, che dovrebbe intervenire al simposio nel pomeriggio alle 17:30, salvo cambiamenti di scaletta. Ad accogliere il Presidente della Repubblica in Laguna ci sarà
saranno il governatore del Veneto Alberto Stefani e il nuovo sindaco di Venezia Simone Venturini, che così riceverà all'inizio del suo mandato anche la benedizione del Capo dello Stato. A promuovere l'incontro è la fondazione Cotec, nata più di 30 anni fa in Spagna su iniziativa del re Juan Carlos I per promuovere la ricerca e l'innovazione. La politica, aprire una nuova fase di ricostruzione nella quale il ruolo di Andrea Martella all'interno del Consiglio Comunale e fuori sarà fondamentale. In un comunicato congiunto le forze politiche e civiche del centro-sinistra veneziano, che hanno dato vita all'alleanza della stagione buona, annunciano una fase di ricostruzione che, si legge, non butti quanto di buono è stato costruito in questi anni e sappia correggere quello che non ha funzionato. Martella è definito un interprete che con competenza, autorevolezza e generosità ha incarnato lo spirito del lavoro compiuto dalle forze politiche e civiche negli anni precedenti. Le analisi affrettate, i commenti buoni per i social network o le battute, dice il comunicato, sono assolutamente parte del gioco, ma non servono ad affrontare la radice dei problemi. È tornato a candidarsi a 11 anni dalla sua ultima campagna elettorale ed è stato eletto presidente della municipalità di Mestre Carpenedo, la più popolosa del comune. Gennaro Marotta di Azione chiederà più deleghe per garantire maggiore incisività al suo mandato. Noi chiederemo la restituzione di deleghe, di alcune deleghe, per cominciare qualche delega senza spesa per il comune, ma che permette alla gente di avvicinarsi nuovamente alla municipalità come istituzione. Faccio l'esempio, l'uso degli spazi quartierali, l'esenzione della tassa affissioni, la concessione di patrocini e perché no anche la concessione delle palestre scolastiche. Gennaro Marotta è il nuovo presidente della municipalità di Mestre Carpenedo, consigliere regionale dal 2010 al 2015 con l'Italia dei Valori di Di Pietro e tra l'altro un rarissimo caso di politico che ha rinunciato al proprio vitalizio. Marotta ha aderito ad Azione di Carlo Calenda e si è rimesso in gioco dopo 11 anni di pausa in cui aveva ripreso il suo lavoro di funzionario comunale. Io sono stato particolarmente contento perché ho visto che ho preso 1016 preferenze personali. È stato bello, sinceramente è stato bello, vuol dire che la gente si fida anche della persona, ha visto, si ricorda anche delle cose che ho fatto in passato, perché è 11 anni che io non sono in lista, ragion per cui molto probabilmente la gente si ricorda di come ho lavorato in comune e cosa ho fatto anche quando ho fatto politica. Da tanto tempo Gennaro Marotta si sposta per Mestre in bicicletta accompagnato dall'inseparabile Cagnetta Ferghi. È un'abitudine che gli consente di vivere la città in maniera più diretta, di incontrare le persone. Mi raccontano che hanno problemi nelle loro vie dove abitano, ci sono problemi di viabilità, magari c'è la buca per terra, ma c'è anche il decoro che manca e sul decoro io voglio puntare molto perché ho visto che purtroppo anche le nostre aree verdi molte volte sono ben manutenute, ma poi l'inciviltà le rende non belle. Dopo 11 anni chi gliel'ha fatto fare a ricandidarsi? Ma me l'hanno chiesto proprio perché si parlava di decentramento, io ho detto di sì perché ho voglia di mettermi in gioco ancora e ho voglia di fare. Fare, non dire, perché io non sono chiacchiere, io voglio fare, ragion per cui le cose che dico penso che le farò. Taglio del nastro oggi a Marcon per il progetto di rigenerazione urbana del nuovo municipio di Piazza della Libertà e del Teatro Luciano Pavarotti. Una piazza che diventa punto di incontro, un municipio a misura di cittadino e un teatro pronto ad accendere la vita culturale. Marconi inaugura così il suo nuovo centro civico. È stato un taglio del nastro in grande stile, quello della nuova sede comunale, della rinnovata Piazza della Libertà e del nuovo teatro Luciano Pavarotti, simbolo del grande intervento di rigenerazione urbana alla presenza di centinaia di cittadini e autorità. Progetto ambizioso, partito 2 anni e mezzo fa, i lavori a tempi di record, anche per rispettare quelle che sono le tempistiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso PNRR, che ci ha permesso di finanziare questa opera per una complessità di 25 milioni di euro,
12,5 dalla Comunità Europea, quindi un grande traguardo che, come vedete alle mie spalle, ci ha permesso di realizzare la nuova sede municipale e di unificare tutti quelli che erano gli uffici separati all'interno del nostro territorio, la piazza, il vero centro di aggregazione che nella mia cittadina è sempre mancato, e il teatro comunale dedicato alla grande figura di Luciano Pavarotti. L'area dell'ex municipio e delle vecchie strutture scolastiche ha lasciato il posto a un complesso moderno, pensato per un consumo di suolo zero e con funzioni integrate, amministrazione, cultura e socialità nello stesso spazio. Un municipio di circa 5.000 metri quadri, un teatro di 298 posti e una piazza di 1.100 metri quadri, però con un'ampia superficie verde, abbiamo quasi 3.000 metri quadri di verde. E ci tengo a sottolineare che questo progetto è fatto senza consumo di suolo, perché abbiamo demolito e riutilizzato tutto lo spazio che era occupato precedentemente dalla scuola, dal vecchio edificio municipale, ormai obsoleto, e dalla casa del segretario. Quindi una riconversione, una vera e propria rigenerazione urbana. Per l'amministrazione si tratta di una vera e propria svolta storica per la città, nonostante in molti inizialmente fossero scettici. È un progetto che è stato più volte criticato, è un progetto che ha visto un notevole esborso di soldi pubblici, ma allo stesso tempo è un progetto che ci permette di fare un salto di qualità come comunità, di essere davvero punto di riferimento in quello che è il territorio della città metropolitana di Venezia. La soddisfazione e la presenza dei cittadini, il numero importantissimo di presenza di stamattina, ci ha reso ovviamente orgogliosi, quindi diciamo che l'obiettivo è raggiunto. Presentato oggi al Centro Congressi di Padova Venexus, la prima piattaforma d'Italia per iniziative a beneficio comune, un'iniziativa che è stata fortemente voluta dalla Regione Veneto. È una giornata fondamentale per il nostro territorio. Oggi presentiamo la prima piattaforma regionale in Italia per progetti ESG. Venexus l'abbiamo chiamata così proprio per richiamare il collegamento del territorio veneto. Vogliamo far sì che i bisogni del territorio possano essere intercettati dalle esigenze di sostenibilità delle imprese. Progetti di carattere sanitario, sociale e ambientale per il territorio che saranno presi in carico da persone e società benefit. È questa la rivoluzione che vuole lanciare il Veneto con la piattaforma digitale Venexus, che promuove progetti territoriali a beneficio comune per creare un circuito virtuoso tra pubblico e privato. Ci sono già 12 progetti individuati e finanziabili come Piccolo Principe, iniziativa padovana che nasce con l'obiettivo di rendere le città del Veneto sempre più cardioprotette attraverso la diffusione della cultura del primo soccorso e l'installazione di dispositivi salvavita, oppure Casa AIL Venezia per potenziare l'accoglienza per pazienti ematologici e caregiver che devono spostarsi dalla propria città per sottoporsi a cure specialistiche. Il futuro di Venexus potrebbe essere quello di creare anche una fiera dei progetti a beneficio comune, 2 giorni magari annuale in cui società benefit, enti del terzo settore, enti locali possono incontrarsi per condividere strategie di valorizzazione e di sviluppo del nostro territorio. Lo potranno fare su progetti ambientali, su progetti sociali, su progetti sanitari, su progetti culturali, su progetti sportivi. È la giornata del Veneto che fa il Veneto. Venexus permetterà ai territori di esprimere bisogni e alle imprese di soddisfarli con la garanzia della Regione. Oggi tutti hanno l'ambizione di lasciare un pianeta migliore per i nostri figli e la ricerca appunto di opportunità di investimento che ci possano far andare in questa direzione e magari anche tutti quanti coordinati rende assolutamente degno anche un progetto che poi possa essere messo a comune anche con altre imprese. Sburocratizzare, semplificare e avvicinare attraverso il dialogo gli imprenditori e gli enti locali che possono mettere in sinergia soprattutto quelli che sono i bisogni di un territorio sia fondamentale, quindi un bel modello che identifica tra l'altro la virtuosità del Veneto. Imprese e comuni giocano un ruolo dunque essenziale in questo modello, con un impatto economico importante anche superiore ai 100 milioni l'anno. Obiettivo è quello di rovesciare la prospettiva. Invece di aumentare il prelievo fiscale per finanziare i servizi, la Regione indica al privato attraverso la piattaforma ambiti in cui intervenire liberamente con la massima trasparenza ed efficacia. Chi aderisce non lo fa dunque per obbligo ma perché conviene.
Questa terra è fatta da imprese che hanno un forte legame, hanno radici profonde nel territorio e da sempre hanno sostenuto progetti in campo sociale, in campo culturale, in campo sportivo. Ecco, questo è una modalità in cui fa uscire la voce, è importante sottolineare e comunicare ciò che le imprese fanno per essere d'esempio anche per altre. Il traffico, ora un weekend da bollino rosso che fortunatamente si è trasformato in bollino giallo. Non ci sono stati i temuti effetti della chiusura del Brennero a causa di una manifestazione ambientalista in Austria. Sono rimaste però le file per andare in spiaggia. Noi siamo pronti, l'avevamo previsto, l'abbiamo comunicato già da giorni con tutti i nostri mezzi, anche dai pannelli messaggio variabile, avvisando anche chi guida mezzi pesanti già da una settimana a questa parte. Quindi abbiamo un'organizzazione da giornata di esodo da codice rosso, anche se questa era una giornata da codice giallo, quindi noi siamo strutturati e pronti per ogni evenienza. L'ultimo fine settimana di maggio ha regalato code e disagi autostradali, ma perlomeno si è scongiurato il temutissimo effetto Brennero, con le chiusure oltreconfine per manifestazioni ambientaliste che non hanno troppo intaccato lo scorrimento dei flussi in Italia. A ogni modo le difficoltà maggiori le hanno sperimentate le uscite rivierasche e i loro caselli, visti i corposi flussi per sfruttare il caldo del fine settimana. Le previsioni comunque sono quelle che avevamo detto, c'è traffico intenso, c'è coda tra Inest, quindi direzione Trieste, fra Meolo e Portogruaro, sui caselli che portano alle riviere c'è molto traffico, abbiamo dei piazzali pieni. Degno di nota è il casello di Latisana, quindi verso le nostre riviere abbiamo più che raddoppiato il traffico di uscita. Non pensiamo di avere un numero elevato rispetto al previsto di mezzi pesanti, dalle informazioni che abbiamo anche con le concessionarie limitrofe. Sicuramente ci aspettiamo durante la giornata fino a tardo pomeriggio ancora traffico intenso, sempre dovuto al raggiungimento delle mete turistiche. I grandi eventi portano il pienone a Venezia. In questo fine settimana alta percentuale di turisti negli hotel, ma sono pochi coloro che hanno scelto di prolungare la permanenza fino a martedì con il ponte del 2 giugno. In vista del Ponte del 2 giugno, festa della Repubblica Italiana, in tanti hanno scelto le città d'arte, in particolare ovviamente Venezia, per trascorrere una breve vacanza. Grazie ai grandi eventi in città a Venezia in questo ultimo fine settimana di maggio, dalla Biennale d'Arte al Salone Nautico alle spiagge aperte, la città si riempie come non mai. Alta la percentuale di presenze negli hotel, con ospiti come sempre da tutto il mondo. E forse è anche per questo che la parte di turisti che ha poi scelto di prolungare il ponte è minima, essendo il 2 giugno festa solo in Italia. Oltre agli ospiti pernottanti in arrivo, anche tanti turisti di giornata per la classica gita fuori porta nella giornata festiva del 2 giugno con i musei aperti. Ma queste ultime settimane di maggio, il periodo di Pentecoste, hanno portato turisti di qualità a Venezia. Dalle 5 stelle fino ai 2 stelle, soddisfatto il presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, Antonio Vianello. Per questo weekend ci aspettiamo presenze superiori all'85% in città, e questo grazie alla presenza di Biennale Arte, mentre per quanto riguarda il ponte del 2 di giugno vediamo un grande aumento perché le presenze in città sono soprattutto di stranieri, questa è una festa nazionale, consideriamo che il 20% sono americani, il 70% dal resto d'Europa, solo un 10% di italiani, per cui non ci sarà un aumento nel proseguo del ponte del 2. Nel fine settimana quasi 9 camere su 10 sono occupate come dato medio, con un grande ritorno degli americani in laguna.
Torna anche quest'estate il treno del mare. Fino al 3 luglio sarà attivo sulla tratta Rovigo-Chioggia con fermate a Adria e Rosolina. Dal 4 luglio sarà esteso fino a Verona con fermate intermedie a Isola della Scala, Cerea, Legnago e Badia Polesine. All'arrivo a Chioggia i viaggiatori potranno proseguire verso le spiagge grazie ad un servizio di bus navetta gratuito. Il treno offre 37 posti bici dedicati e si inserisce in un sistema regionale che mette a disposizione oltre 6.000 posti per le biciclette. Con l'inaugurazione di una mostra si riaccendono le luci e l'attenzione sul Tempio Votivo situato in Riviera Santa Maria Elisabetta al Lido di Venezia. La comunità chiede a gran voce la sua completa riapertura. Voluto dall'allora patriarca di Venezia cardinale Pietro La Fontaine, intitolato alla Vergine Maria Immacolata per proteggere Venezia, il Tempio Votivo in Riviera Santa Maria Elisabetta al Lido di Venezia è uno dei monumenti simbolo della città. Nelle iniziative promosse in occasione delle celebrazioni per il centenario della posa della prima pietra c'è anche una mostra didattica nelle comunicazioni di guerra a Venezia che rappresentano un monito e un invito alla pace. La mostra sarà allestita fino al prossimo 30 settembre, ma la cittadinanza crede a gran voce che si possa arrivare a una completa riapertura del monumento. C'è stato un importante finanziamento da parte della Regione Veneto. Un voto della città per salvare la città durante la Prima Guerra Mondiale e che raccoglie i caduti della Prima e anche della Seconda Guerra Mondiale. E abbiamo incontrato il comitato, tutte quelle autorità anche del patriarcato, dell'università, e cercheremo di sviluppare una serie di attività per custodire al meglio questo tempio in modo che possa essere sempre a disposizione della cittadinanza. A fianco delle istituzioni si è creato un comitato di cittadini e volontari a sostegno della fruizione del Tempio Votivo, guidato dalla presidente architetto Giovanna Ravetta, con la partecipazione anche del rettore del Tempio Votivo, Monsignor Giancarlo Iannotta. Un'esposizione sulla comunicazione in tempo di guerra e che abbiamo voluto portare avanti in quanto è stata possibile realizzare la piccola mostra all'interno della rete di musei e di realtà che la Regione Veneto finanzia. Un monumento che è ancora poco conosciuto e soprattutto non compreso nel significato che può avere ancora oggi. Il Tempio nasce come ex voto per aver salva Venezia durante la Grande Guerra. Anche i vigili del fuoco diventano protagonisti al Salone Nautico di Venezia con uno spazio dedicato al soccorso e alla sicurezza fino a domenica. Il Comando di Venezia sarà presente alla manifestazione garantendo il servizio di vigilanza antincendio ed accogliendo i visitatori in uno stand espositivo con attrezzature operative, dispositivi di protezione e materiale informativo. Grande attenzione per l'esperienza immersiva con i visori di realtà virtuale che permettono al pubblico di vivere scenari di intervento tra incendi, soccorsi in acqua ed emergenze complesse, un'occasione per far conoscere da vicino mezzi, tecnologie e professionalità impiegate ogni giorno dai vigili del fuoco nel territorio veneziano e lagunare. Sulle rotte delle Malvasie, un viaggio in barca a vela lungo le rotte storiche della Malvasia tra Adriatico e Mediterraneo per riscoprire il legame tra la Serenissima ed uno dei suoi vini simbolo. Da Chioggia a Ragusa, seguendo le antiche rotte della Malvasia, manca sempre meno al via del progetto culturale sulle rotte della Malvasia senza confini, un itinerario che ripercorre la storia del vino simbolo della Serenissima attraverso un viaggio in barca a vela nel Mediterraneo. La traversata prenderà il via il 6 giugno da Chioggia e toccherà porti e città dell'Adriatico e dello Ionio, da Trieste alla Croazia fino a Ragusa, attraversando territori dove la Malvasia è ancora oggi coltivata e custodita come patrimonio identitario. Parliamo di un vino, il vino Le Malvasie, una Malvasia che nasce con Venezia e quindi quello che potremmo definire il primo brand di vino al mondo, e noi con questo progetto vogliamo caricare la presentazione di questo prodotto, di questo vino, con la storia, con la cultura, e quindi incentrato proprio sulla storia di Venezia. Questa è un po' la nostra missione che vogliamo fare, quindi da Venezia lungo le rotte dell'Adriatico e poi speriamo di arrivare fin dove c'era l'origine di questo vitigno, che è a Monemvasia in Grecia, nel Peloponneso. Un itinerario che intreccia vino, mare
mare e memoria. La Malvasia, infatti, dal XIII secolo fu uno dei prodotti più preziosi della Serenissima, esportato in tutta Europa e apprezzato da nobili, artisti e intellettuali. Un vino navigato, capace di affrontare lunghi viaggi via mare senza perdere la qualità. Il progetto vuole raccontare il Mediterraneo come spazio di incontro tra popoli e culture, e proprio durante la navigazione arriveranno aggiornamenti e contributi direttamente dalla Jan Chris, la barca a vela di 17 metri che salperà per questa avventura nel tempo e nella tradizione. Con queste rotte noi vogliamo raccontare quella che era la storia di Venezia, era una storia di commerci, di incroci di civiltà, di contatti, e raccontare quello che oggi è rimasto di Venezia, in Veneto ovviamente, in Friuli Venezia Giulia, ma in Istria, Dalmazia, posti che erano veneziani, questo grande mondo veneziano che un tempo chiamavamo, o che potremmo chiamare un Commonwealth veneziano, e raccontare quello che c'è oggi, i produttori di Malvasia, chi racconta di Venezia, i problemi anche di oggi, le storie delle persone. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Dopo la sigla, come sempre, l'appuntamento con il nostro meteo. Arrivederci.